Siamo a Miane con la presidentessa della Proloco, 46esima edizione della mostra del Prosecco, si inizia con un grande programma. Sì, ebbene sì, quest'anno abbiamo un bel programma nutrito con varie passeggiate, con buona cucina, con anche delle degustazioni e un po' di tutto. Noi cerchiamo di ampliare un po' tutte le offerte per attirare persone e visitatori di tutte le età. Miane è un po' la tradizione, perché è la tradizione prima del 25 aprile e la tradizione poi di una buona cucina, dei buoni spettacoli e delle buone cose. Sì, difatti è vero, sì. La nostra zona qua a Miane, il nostro paese riesce sempre a accontentare tutti i visitatori, i turisti. Adesso ci sono anche tanti turisti ultimamente questi anni. E poi abbiamo un prodotto, il nostro prodotto che è il Prosecco a Valdobbiadene Conegliano di OCG, che è molto apprezzato. Presidente, un gran lavoro, lei ha sottolineato l'importanza dei volontari giustamente. Sì, è vero, senza i volontari non riusciremo a far nulla. Sono sempre molto disponibili, sono parecchi e si danno molto da fare, quindi bravi. Presidente, buon lavoro perché so che da adesso si comincia. Sì, è vero, difatti. Questa è la prima sera e si inizia già, ce n'è da fare. Comunque vi aspettiamo. Inizia la 46esima mostra del Prosecco DOC di Conegliano, Valdobbiadene, insomma inizia questa mostra. Lei mi è piaciuto perché ha sottolineato che il lavoro dei contadini, diciamo, e di coloro che producono il vino. Sì, ha detto bene, io faccio parte di questa categoria perché ovviamente anche io produco vino e so cosa vuol dire andare su e giù per le rive e che cos'è la fatica. Il lavoro dei nostri viticoltori non è solo quello che ci porta ad avere un prodotto d'eccellenza, ma anche quello che ci fa godere del nostro paesaggio, del nostro territorio, il mantenimento soprattutto del nostro territorio, così com'è. Ho detto alla Presidente della Proloco che è una tradizione quella di Miane, perché arriva la vigilia di una giornata di festa e arriva a consolidare tutta una serie di avvenimenti piuttosto importanti curati dai volontari e curati dalla Proloco. Sì, il programma messo in piedi della Proloco è vastissimo e grande. La giornata di domani, 25 aprile, oltre a commemorare ovviamente la giornata che è della liberazione, Miane si presta ad avere anche la mostra dei fiori. È da tantissimi anni che porta avanti questa festa, questa mostra, e grazie a Dio quest'anno finalmente non c'è pioggia e quindi aspettiamo tutti quanti che vengano a vedere com'è. Un'altra cosa da sottolineare è che siamo finalmente, città del vino italiana. Siamo città italiana del vino per 2 anni, un riconoscimento al quale abbiamo lavorato tantissimo tra tutti i comuni di OCG, con capofila a Conegliano. Lo siamo insieme al Vulture e questo fa sì che nord e sud si incontrino, fa sì che 2 culture del vino si incontrino e si scambino dei pareri, delle esperienze che faranno crescere sicuramente sia l'una che l'altra parte. E noi ne siamo fieri di questo. Dopo 10 anni del riconoscimento della città europea, adesso invece siamo qui con la città italiana del vino, con ovviamente e sicuramente un riconoscimento importante e che sicuramente ha un risvolto internazionale e non solo nazionale. Me lo dice in dialetto, venite a Miane? Venite a Miane, vi aspetto in qua.